Signora Rigato, buongiorno, si accomodi? Allora, lei oggi è stata chiamata come teste, ha l'obbligo di dire la verità, per impegnarsi a farlo deve leggere ad alta voce la formula che vede sul banco. Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. La ringrazio. Allora, parlando al microfono, rispondere alle domande che le faranno le parti, cominciando dal difensore. Prego, Avvocato Righi. Grazie Presidente, buongiorno, sono l'Avvocato Righi, difensore di Corbinetti. Ecco, lei conosce l'onorevole Silvio Berlusconi? Sì, lo conosco dal 2002-2003 circa, perché comunque io ho sempre lavorato a Mediaset da quegli anni, dal 2002, e quindi ho conosciuto nell'ambito televisivo il Presidente Berlusconi. Quindi tuttora lavora per Mediaset? Sì, tuttora ho un contratto di rete a Mediaset. Benissimo. Ecco. Alla luce di questa conoscenza ha avuto occasione anche di frequentare privatamente l'onorevole Berlusconi? Sì, ho già detto che in qualche occasione ho avuto l'onore di ricevere un invito a cena dal Presidente. Cioè, noi sappiamo che lei ha già deposto, ma quello è un altro processo. Ah, va bene. Oggi purtroppo Tenga conto che noi non sappiamo nulla di va questo, bene. è un altro processo. si D'accordo. vedrà rifare probabilmente le stesse domande. Va bene. Però. Ecco, e ha avuto anche occasione di frequentare le residenze dell'onorevole Berlusconi in questi inviti a cena? Sì, quando appunto io ho conosciuto il Presidente ho detto che nel caso lui avesse organizzato delle feste con delle persone dello spettacolo, io sarei stata contenta di presenziare, e quindi lui ogni tanto mi ha invitato E questi a inviti a partecipare. cena più o meno riesce a collocarli temporalmente quando sono iniziati? Che lo conosce più o meno dal 2003. Sì, allora mi sembra che nel 2006, dopo che io ho partecipato al Grande Fratello, avendomi comunque lui visto anche in televisione, mi ha invitata a cena ad Arcore, e poi ricordo la cena di settembre perché appunto poi è uscita sui giornali la mia presenza, quindi lo ricordo perché l'hanno scritto, altrimenti no. Molto bene, a noi ci interessa infatti sapere da lei le cene alle quali lei può aver partecipato negli anni 2009-2010. Più o meno quante volte è stata invitata? Ma non spesso, in tutto sarò andata 4-5 volte, non di più. Parliamo sempre della residenza di Arcore. Sì, esattamente. Ecco, quindi lei si ricorda se per caso c'era una sera che era settembre del 2010? Sì, ripeto, lo ricordo perché l'ho letto poi sui giornali che io ero presente, quindi ricordo settembre perché l'ho letto, quindi... A noi risulta che fosse il 19 settembre. Ok. Se può raccontarci come si è svolta quella cena, allora, rivolgendosi al Tribunale. Sì, allora, come si è svolta? Si è svolta in modo normale, era una cena con sottofondo musicale, c'erano anche i cantanti Apicella e un altro cantante Danilo, ma non ricordo poi il cognome meno famoso di Apicella. E comunque niente, il Presidente era seduto al centro della tavola, c'erano tanti ospiti, anche qualche volto appunto conosciuto dello spettacolo, e niente, si è ballato, chi voleva si alzava a ballare o comunque a dedicare delle canzoni al Presidente, poi a lui ha fatto anche un discorso di politica, però io appunto, come, l'ho già detto, però a voi no, dopo la cena comunque io sono tornata a casa perché non faccio mai tardi, avendo comunque un bambino piccolo, dopo l'orario di cena io rientro sempre a casa. Quindi anche quella sera, dopo cena, andò a casa? Sì. Credo fosse mezzanotte e mezza, l'una circa, e sono tornata a casa. Si ricorda qualche nome degli ospiti che c'erano quella sera insieme a lei? Sì, ricordo che c'era Francesca Cipriani, che comunque siamo molto amiche, quindi di lei mi ricordo. Poi c'erano altre ragazze che comunque
hanno partecipato a dei reality di Mediaset e quindi per forza di cose ricordo le loro facce. E poi mi ricordo mi pare che c'era il presidente di Medusa, Carlo Rossella, in quella occasione, e delle altre persone non ricordo, c'erano anche altri invitati, uomini e anche donne, ma sinceramente non so dire chi erano. Lei come è solita recarsi ad Arcore? Con un taxi, con la sua macchina? No, allora quella sera lì, ricordo sempre perché l'hanno scritto, perché sennò non mi ricorderei nulla, mi sono fatta accompagnare da un amico con il quale avevo bevuto un aperitivo e poi ho chiesto se poteva accompagnarmi, però non era tra gli ospiti e quindi non è potuto entrare. All'andata, al ritorno invece come è Al ritorno mi pare che ho chiesto il passaggio ad una ragazza che anche lei comunque appunto dopo la cena è venuta via con me, Raissa Scorchina, e visto che comunque durante la cena eravamo sedute vicine, io ho detto che sarei andata presto e lei ha detto anch'io e quindi mi ha accompagnata. E se no solitamente alle altre cene come si recava ad Arcore? Beh sì, in taxi, sì, comunque io abito a Milano. Ecco, quella sera si ricorda se c'era Nicole Minetti? Io non ricordo se quella sera c'era, mi pare che ci fosse anche lei, perché comunque io non la conosco, cioè la riconosco ma non ci conosciamo. Quindi mi pare che ci fosse, sì. Cioè la conosce nel senso che avete avuto delle frequentazioni anche al di fuori? No, non la conosco. L'ho conosciuta no, in occasione delle cene? Allora, diciamo che io so che è la Minetti perché poi l'ho vista sui giornali e mi sembra che quella sera ci fosse anche lei. Quindi l'ha vista lì e poi ha saputo come si chiamava, esatto. Che era lei per averla vista sul Esatto, giornale. sì. Okay. Ecco, si ricorda se quella sera, glielo possiamo confermare, quella sera la signora Minetti c'era? Perfetto. Che risulta proprio dai tabulati e dagli atti. Si ricorda se quella sera era venuta ad Arcore la signora Minetti con un'amica di Rimini? Quello non me lo ricordo assolutamente. Eravamo in tanti, quindi... Vabbè, so. Ecco, lei ha detto prima qualcuno si alzava per ballare. Parliamo del momento in cui siete a cena, a tavola. Sì. Ci sono i musicisti? Sì, esatto. Mariani, Apicella? Sì. Non mi faccia dire tutto a me perché sennò... devo parlare, devo dire io? Non so cosa... Allora, per i musicisti erano, ce lo dice lei. Allora, Apicella, perché comunque anche lui ha lavorato con me a Buona Domenica, quindi lo conosceva. Sì. Okay. E poi ce n'era un altro, Danilo, però io non ricordo... Danilo. Va bene così. Ok. Ecco, durante la cena qualche ragazza si è alzata per ballare? Sì, io compresa mi sono alzata perché comunque il presidente è contento quando c'è un po' di festa, diciamo, no? Un po' di e quindi alcune persone si alzavano per dedicargli dei balli, oppure chi sapeva cantare comunque gli ha dedicato delle canzoni. Io stessa, che comunque lavoro a Mediaset, essendo onorata di essere stata invitata da lui, mi sono alzata per ballare per cantare una canzone di Mina, Acquessale, e un'altra canzone di Apicella, Tempo di rumba, perché comunque mi pareva carino ricambiare, se non altro, l'invito con far vedere che comunque partecipavo in modo allegro, ecco, alla serata. Okay. Ecco, noi siamo più interessati al ballo che alle canzoni. E quindi si può descrivere che tipo di balli avete svolto? Beh, allora, ripeto, il mio era un ballo, era una rumba, quindi era un ballo molto ritmato, che è una delle canzoni di Apicella contenuta nel disco, quello che hanno fatto insieme Berlusconi ed Apicella. Poi c'erano comunque altre persone che comunque ballavano, mi ricordo la Fico ha ballato una canzone napoletana, non ricordo quale, perché comunque essendo lei napoletana riusciva ad interpretare bene questo pezzo, e quindi ricordo anche la Cipriani, che appunto è mia amica, ha ballato una canzone Rosalina, che è un po' allegra, essendo lei comunque un personaggio spiritoso, simpatico,
ha interpretato questa canzone così, e poi ricordo la Morali che ha cantato una canzone di Anna Oxa, e quindi tutti avevano un pezzo così da dedicare a lui, al Sono Presidente. stati fatti dei trenini? Io non li ricordo, ho letto sui giornali di questa cosa, ma non... Quello che ho letto sui giornali non ci interessa. No, quello che ricorda lei. No, io non li ho visti. Ecco, durante queste esibizioni, questi balletti, qualcuna delle ragazze si è spogliata? No, di fronte alla tavola non ho visto nessuno che si è spogliato. Ha potuto notare altri atti con delle finalità sessuali, No. toccamenti? No. Quindi lei in quell'occasione è andata via presto. Sì, Lei sa che a volte c'era anche un dopo cena? mi hanno detto così e ripeto, l'ho letto sui giornali, quindi non posso dire di non essere a conoscenza, però è una conoscenza indiretta perché comunque io non ho visto nulla di queste cose Lei a di cui questa parlano i seconda giornali. parte della serata Sì. ha mai partecipato? No, ripeto, io dopo la cena vado sempre a casa perché Sa mi dove, do un limite di orario, oltre quello non vado. sa dove si svolgeva? No, ripeto, dopo Conosce. la cena che comunque era contestualizzata in una sala da pranzo, dove al lato c'erano comunque dei cantanti, cioè in un angolo No, ma c'era... qui si parla di un dopo cena in un altro locale, al di là del No, fatto che lei no, non ha mai partecipato al dopo cena. Ha No, avuto no. modo di vedere questo locale? No. Ok. La sua partecipazione a queste serate veniva retribuita? No, assolutamente, no. Non ho mai preso soldi, Sa se altre persone venivano retribuite? ma io ho sentito che sì, altri ricevevano degli omaggi in regalo, però Un non... attimo. Ha sia sentito sia un oppure- po' chiara. Prima di tutto, ha sentito in quale occasione? Cioè, se l'ha letto dopo o se l'ha sentito in quelle occasioni? No, Quando parla io... di omaggi ci deve dire se ha sentito qualcosa, di che omaggi si trattava. No, allora io avevo parlato poi al telefono con una mia amica, Francesca Cipriani, la quale mi ha detto che il Presidente aveva dato dei piccoli omaggi in regalo a lei e ad altre ragazze, perché comunque, non lo so, tipo qualcuno aveva bisogno di pagare l'affitto, cioè magari ci sono degli ospiti che avevano dei problemi, ecco, dei piccoli aiuti economici. Ha mai avuto modo di incontrare una ragazza marocchina di nome Ruby? No, non ho mai avuto modo di incontrarla. Al momento non ho altre domande, Presidente. Su queste domande? Abbiamo delle domande, sì. Prego. PM in controesame. Allora, signora Rigato, Sì, innanzitutto la serata del 19 settembre 2010 c'erano camerieri presenti, collaboratori del Sì, Berlusconi, sì, assolutamente. a tavola, sì, sì, oltre sì. a questi signori che suonavano, Apicella e... Sì, beh, c'erano dei camerieri che portavano comunque le pietanze, sì, Perfetto. c'erano del personale di servizio. di servizio. Senta, lei per entrare ha subito, sono stati effettuati dei controlli nei suoi confronti? Ha dato la carta d'identità oppure è entrata liberamente? Questo Prima ha purtroppo detto- non me lo ricordo. Prima ha detto che suo marito, che non era invitato, non è potuto entrare. Ho capito suo amico? bene? Un suo amico. Sì, mi scusi, io che quella non era- sera avevo preso l'aperitivo con un amico e poi lui mi ha accompagnato lì alla residenza. Però non ricordo se io ho esibito il mio documento oppure no, perché comunque io ero stata invitata, quindi Comunque sapevano nessuno che le ha io... guardato la borsetta, gli indumenti? No, questo no. Beh, allora, queste erano le prime domande. Adesso, Francesca Cipriani conosceva il dottor Berlusconi? Sì, Lei sa se qualcuno l'ha introdotta, diciamo, al cospetto del presidente Berlusconi, se qualcuno l'ha portata ad Arcore, l'ha invitata? Non penso sia così facile, no? Io Arrivare so a casa del che presidente.
Io so che comunque lei faceva parte del programma Colorado in quel momento ed erano presenti tutto il corpo di ballo del programma. Ma lei Quindi- sa se la signora Cipriani intratteneva allora un rapporto con il signor Lele Mora, noto agente del mondo dello spettacolo? Guardi, io stessa avevo lavorato per l'Elemora e anche lei ha lavorato per l'Elemora, ma non ricordo se nel periodo, allora io non stavo più lavorando con l'Elemora in quel periodo, non so se la Cipriani era già entrata d'effetto nella scuderia di l'Elemora oppure è entrata successivamente a questo programma Colorado. Lei sa se la signora Cipriani per partecipare a questa serata del 19 settembre si sia consultata con Mora, abbia avuto No, non so. abbia avuto un ok preventivo da Mora, abbiano concertato la presenza a casa del signor Mora? Non so, perché purtroppo alcune notizie a me giungono dai giornali, quindi a volte è Non sa difficile se distinguere. è quello, ok. Quindi, Quindi, questo profilo non lo questo sa. non so, non posso sapere. Bene, signora. Senta, lei, a me non mi interessano i trenini, ecco, questo sia chiaro, né quello che avviene a casa delle persone. che organizzano le certo, cene. beh, comunque non c'è Interessano niente di più. grave. Assolutamente. Ecco. Difatti non Assolutamente. interessa. Io invece le domando se le risulta se le altre ospiti presenti la sera del 19 settembre 2010 a casa del dottor Berlusconi fossero state portate, introdotte in quell'ambiente, inteso ambiente come casa, sia chiaro, come residenza, da terze persone. Cioè, nella fattispecie, le risulta che Fede, Mora o Minetti avessero portato a quella cena delle persone? E questa No, non mi risulta perché io non ho chiesto agli altri a te chi ti ha invitato, cioè non ho rivolto domande al fine di capire da dove arrivassero gli inviti. Ecco, però lei, un po' tutti i testimoni descrivono l'ospite, il dottor Berlusconi, come persona gentile ed affabile, no? Lei stessa mi pare abbia detto era un onore partecipare e via dicendo, ma in queste Certo. serate lei non ha avuto modo di relazionarsi a nessuna delle altre ragazze presenti? Cioè è stata zitta tutta la sera, no? No, guardi, io ho parlato molto anche con il dottor Rossella che comunque era seduto di fronte a me, però essendo comunque una persona che io così stimavo, non conoscendola personalmente, essendo lì presente alla cena, sono andata a parlare con lui e poi, ripeto, mi sono alzata per ballare, abbiamo mangiato, quindi il tempo di fare queste cose non ho parlato con tante altre persone, ho parlato forse un po' con la mia amica Cipriani, ma con altre persone non avevo forse interesse a condividere, ecco. Non ha interesse, d'accordo, va bene. E senta, lei fino a che ora è rimasta, scusi, ha detto mezzanotte? Mi sembra mezzanotte e mezza l'una, sì. Lei è stata solo quella volta lì a casa del dottor Berlusconi? No, altre volte sono stata Successive? ospite. O altre Precedenti mi pare, sì. precedenti? E le altre volte chi l'aveva invitata? Sempre il Presidente, perché comunque io, appunto, sono stata io a dire a lui se lui avesse organizzato delle cene, io sarei stata contenta di Non mi ricordo e chiedo scusa partecipare. anticipatamente a tutti, se ha detto come ha conosciuto il Presidente. Sì, l'ha detto, detto, chiedo scusa. lavora a Mediaset da molti anni. Quindi lei ha conosciuto il Presidente lavorando a Mediaset? Sì, esatto, perché io comunque i primi programmi che ho fatto a Mediaset erano con la conduttrice era Natalia Estrada, che comunque era la compagna del fratello Paolo, e quindi ogni tanto capitavano in studio sia Paolo Berlusconi che il presidente Quindi Silvio. non è stata la Cipriani a portarla? No, assolutamente, l'ho detto già prima Aveva un che... suo canale per arrivare dal Presidente? Sì, il presidente personalmente ogni tanto mi invitava a partecipare. Molto bene, molto bene. Allora, le darei lettura dell'intercettazione del 20 settembre 2010 alle 3:42, è la telefonata numero 203, intercorsa tra la signora Cipriani Daltorio Francesca e la signora Rigato Giovanna. Lei cancelli dalla sua mente la testimonianza che io invece ricordo che ha reso nell'altro processo, perché questo tribunale deve essere reso edotto, diciamo, dall'inizio di tutte le questioni che potrebbero sorgere sulla conversazione di cui mi accingo a dare lettura.
E Bella, allora l'utente intercettato è Cipriani, quindi esordisce E bella, se a casa sì, adesso c'è anche mia mamma che vuol mettersi a letto perché, le dice Francesca. Ah, scusami. No, tranquilla, risponde Francesca e Cipriani ovviamente, magari domani parliamo. E lei risponde, volevo dirti che a me non ha mica dato niente, sai. Risposta di Francesca, vabbè, non rida magari, signora. Aspetti, senta tutta la telefonata poi risponde alle domande, sì? Vabbè, meglio vuol dire che, e lei risponde, ma secondo te perché ad alcune dà, alcune non dà? Riso lieve. Così, perché per me se ne sarà anche dimenticato, sei andata via prima, così. E lei risponde, a tutte ha dato 2000? Punto interrogativo, scrive il trascrittore. A me, Ludovica ed Elena sì. E lei dice, non so, vabbè, è uguale, dai Francesca, cioè, no, riso lieve, ma forse, ci sono dei puntini sulla signora Cipriani, poi lei dice, lui non mi ha detto aspetta, vieni di là comunque, però ho visto che anche la guerra e le altre aspettavano. Francesca, comunque anche altre sono andate, però non mi ricordo chi. E lei dice, ma io ho visto la guerra, Maristelle e altre che aspettavano dopo di voi. E Francesca dice, e lei risponde, anche se qua, dopo di voi, anche se qua sicuramente, ma io dico, come mai ad alcune sì, torna sulla fatidica domanda, senza motivazione, così. Ma te dici che se io mi mettevo in fila me li dava? Sì, cavolo però, sono scema anch'io allora, e se hai dovuto andar via, vabbè, dai, ti aiuta per quella cosa, sì, sono 2000, ma anche l'altra volta, te, no, NTZ, per la prossima volta sto più attenta, dice lei, signora Rigato, perché? Dai, va bene così, e sì, perché a me non ha dato, lei dice, mi ha detto anche che mi doveva fare un bel regalo tempo fa perché è nato il bambino, e non mi ha più. E poi, dice Francesca, scappa, cioè sei proprio fuggita, hai capito, sei scappata, vabbè dai ci sentiamo e via dicendo. E finisce l'intercettazione. Allora signora, da questa intercettazione, mi vuole spiegare il senso? Facciamo allora, allora, cosa devo spiegare innanzitutto? Ha sentito questa intercettazione? Sì, ecco, sì. Il contenuto, ci spiega un attimo? Allora sì, è successo così, alla fine della serata io ho parlato al telefono con Francesca Cipriani, che è mia amica, e lei mi ha detto che appunto il presidente aveva dato queste buste con appunto 2000 euro a delle ragazze, a lei e ad altre che lei ha nominato. Ecco. Allora io sono rimasta comunque sorpresa perché a me prima di andare via non aveva dato nulla. Poi però ho anche pensato che forse, sapendo il Presidente che io comunque ho una famiglia alle spalle, sono benestante, forse ha evitato di dare a me un aiuto sapendo che comunque non avevo bisogno. Difatti io nella telefonata dico, ma come mai ad alcuni sì e ad altri no? Cioè, mi sembrava strano che facesse delle differenze, però poi ho capito che forse tutte le altre comunque ragazze devono pagare un affitto a Milano e così, ho capito, e quindi io... Quindi il criterio, lei dice, con cui l'onorevole Berlusconi erogava queste somme di denaro, si direbbe era timeocratico, cioè nel senso era relativo al censo delle persone. Cioè, a questo punto sì, perché comunque io sono rimasta veramente sorpresa, infatti si evince dalla telefonata come mai sono arrivate queste buste così, ho detto ma come mai alcuni sì altri no, poi ho pensato ma forse sa che io non ho bisogno e quindi a me non ha dato nulla, perché comunque ero ospite come gli altri. Era una sua illazione, una sua supposizione. Sì, un suo pensiero, una spiegazione. Penso che sia così comunque, perché ad altre persone ha dato appunto degli aiuti, a me non li ha dati. Lui comunque sa che io... Non ha bisogno lei? Io no, non ho così bisogno, diciamo. Tutti abbiamo bisogno, ma io magari meno di altri. Bene, senta, rispondendo alle domande della difesa Minetti, dell'avvocato Righi, lei ha detto che non si ricorda se la signora Minetti quella sera fosse con una sua amica. No, non mi ricordo, no. Gli ha fatto anche il nome l'avvocato, cioè Melania Tumini. Io non mi ricordo davvero di queste... Della Minetti mi pare che ci fosse, ma non...
forse erano lontane da me, sedute lontane. Lei ha dato la sua spiegazione. Andiamo avanti. Le leggo l'SMS numero 205 del 20 settembre 2010 alle 3:40, sempre intercorso fra lei e la signora Cipriani. Testo: sì bellezza, tutto ok, mi ha dato un braccialettino d'oro e 2.000 a tutte, ne ero sicuro che l'avrebbe fatto a chiamare a domani notte, ti voglio bene. Questo gliel'ha mandato la signora... Sì. Di nuovo il messaggio 206, tutto ok bellezza, preso il regalo, quando l'ho salutato mi ha detto che domani chiama per il mio contratto. Questa è lei? Sì. E poi le volevo dare lettura di quest'altra intercettazione e poi lei ci dà una spiegazione unitaria se vuole, la 210 del 20 settembre 2010 alle 13:49, lei conversa sempre con la sua amica Francesca Cipriani. Mi permetterei di arrivare direttamente al grazie, punto, le siamo grati. con suo permesso, esatto, grazie. E lei a un certo punto dice, lei, signora mi segua, niente dai invece, bene anche per te che ieri sei andata e hai preso, così che no? E la Cipriani le dice, sì vabbè, aveva anche delle buste da 5 e da di più, allora io sono contenta, ma non allora praticamente mi ha dato uguale alle alt a Ludovica ad Elena. Lei dice, e la Cipriani le dice, pensavo magari mi distinguesse un attimo, infatti Elena e Ludovica sono entrate insieme in stanza, io sono entrata dopo da sola, le dice la Cipriani, perché pensavo che lui, vabbè, mi ha dato il bracciale d'oro, però con lo svar col diamante, cavolo, cavolo. E poi prosegue la conversazione, un'altra paginetta, un diamantino piccino con scritto Francesca e via dicendo, e successivamente la Cipriani le dice, lei è rimasta a dormire, chi? E la Cipriani le dice, la Fico. Vabbè, dai, risponde lei, signora Rigato. E la Cipriani dice, ma qua, a sto qua, come fa una popolana così a piacere? Vabbè, non lo so, ci pensavo, è un po' strano, eccetera, eccetera, e fa dei commenti. Allora, signora, prima domanda. Le risulta che ci fossero buste differenziate per importi da 2.000 e 5.000 euro? Allora... No, solo una precisazione, il pubblico ministero è stato fedelissimo come sempre nella lettura. I messaggi per la testa, i messaggi che ha letto il pubblico ministero sono antecedenti la telefonata di cui abbiamo parlato. Ha dato l'ora, il giorno e l'ora. No, ma lo ricordo la testa perché... Non si preoccupi, gli è già stato detto qual era la data e qual era l'ora dei messaggi delle telefonate. Non è che uno memorizza al volo. Va bene, io sono sicura che la testa è memorizzato. Delle 3:42, siamo i messaggi sono delle 3:38, siamo sicuri che la testa è memorizzato, prego. Io parto però dalla telefonata e poi torno ai messaggi con la precisazione che il Presidente le ha fatto e sicuramente lei si ricorda. Allora signora, le risulta ci fossero buste da 2.000 e da 5.000 euro? Allora, a me non può risultare nulla, nel senso che io, come ho già detto, sono andata via subito dopo la cena. Quindi ha detto la Cipriani. La mia amica era presente a questa consegna di buste, ma io non c'ero, quindi... Mi stia a sentire, le risulta per qualunque via, anche se non avendolo visto direttamente. Io sinceramente non ricordo, però avendo lei letto appena adesso questa telefonata, tenete fede a quello che c'è scritto, perché io come memoria non mi ricordo nulla, nel senso che non ero presente a questa consegna. Abbiamo capito, però la signora Cipriani le ha... Sì, lei mi ha detto di aver preso questa busta contenente 2.000 euro e di aver visto altre buste, quello che avete detto voi adesso leggendo. Va bene. Così. Ma non... Prego, pubblico ministero. Infatti. Le ripercorro un breve passaggio laddove lei dice, signora, bene, dai, bene, questi qua sono gli inizi, dai. E la Cipriani le dice, lei è rimasta a dormire, chi? La Fico. E poi c'è il commento sulla popolana e via dicendo. E che cosa vuol dire sono gli inizi? Gli inizi di che cosa, signora? È lei che parla? Non so, di una conoscenza, forse, non so come mai l'inizio della conoscenza con lui, perché essendosi lei lamentata, comunque dice, perché comunque durante quella sera poi
il Presidente appunto si è alzato dicendo che la persona più simpatica comunque era la Cipriani, e invece la persona più portata per il ballo, comunque la più showgirl, ero io, quindi forse anche la Cipriani è rimasta male, sentendo che comunque per lei non era stato dato un premio. Allora cosa dovevo dire io, che non mi è stato dato nulla? Bene. Quindi dicevo... Allora, vediamo di avvicinarci al fulcro dell'imputazione nell'ottica della pubblica accusa, ma le risulta che questi soldi che la Cipriani le dice essere stati erogati alle ragazze fossero il corrispettivo di un'attività sessuale svolta con il dottor Berlusconi? No, non credo assolutamente, perché comunque forse la Cipriani me l'avrebbe raccontato, ma non, Quindi la Cipriani, non credo. La Cipriani non gliel'ha detto e non la risulta in altro modo. Sì. Ok. Quindi il fatto che la signora Fico sia rimasta a dormire, circostanza cui lei commenta, risponde così, vabbè dai, quindi sembrerebbe essere non particolarmente stupita, è svincolata da un'eventuale attività di prostituzione svolta in quel contesto. No, allora, io posso aver detto, vabbè dai, No, lei perché... ha detto. Ah, ok. Allora, l'ho detto perché, l'ho detto perché tra showgirl c'è sempre un po' di competizione. Siccome la Cipriani e la Fico erano un po' in competizione, quando lei mi parla della Fico io cerco sempre di minimizzare, dico vabbè dai, ma non era di commento il fatto che questa persona rimanesse a dormire. Questa è la sua spiegazione. Di solito quando lei mi parla della Fico io dico sempre ma sì dai, vabbè dai, come per... era come per minimizzare, stante il rapporto di competizione. Esatto, trattenuto. esatto. Quindi comunque non le risulta che le ospiti delle serate fossero pagate in concambio di attività sessuale. Direttamente non le risulta, né per vie traverse del relato, per averlo sentito dire. No. È così? Esatto, è così. Grazie. Parti civili? Una sola. Lei ha detto che veniva accompagnata col taxi. Sì. Ecco, chi lo pagava il taxi? Beh, io lo pagavo, nel senso che sì. Lo pagava Quelle lei? volte che sono andata ospite ho pagato il taxi, sì. Ok, ecco, invece nella conversazione che le ha appena letto Sì. il dottor San Germano, lei parla di contratto. A che Sì. cosa si riferiva? Beh, allora io ho sempre avuto un contratto a Mediaset, dipende dagli anni, nel senso che a volte avevo un contratto per delle singole trasmissioni e negli ultimi anni mi è stato comunque fatto un contratto di rete. Il contratto di rete prevede un'esclusiva con le reti di Mediaset. Probabilmente quell'anno lì era la prima volta che l'ufficio di risorse artistiche mi proponeva un contratto appunto di rete e io volevo sapere cioè cosa prevedeva, nel senso che siccome ogni tanto mi chiamavano anche in Rai, succedeva che magari mi chiamavano come ospite La Vita in Diretta, eccetera, eccetera, io ero un po' preoccupata perché dicevo, magari mi chiama la Rai e firmando questo qui di rete non posso più andare in Rai, quindi quello probabilmente era un periodo dove io ero un po' preoccupata riguardo al contratto, volevo sapere se potevano togliere il fatto dell'esclusiva, comunque di... Ecco, però appunto la mia domanda, lei avrebbe potuto chiedere questa cosa all'ufficio competente, a Mediaset, Sì. Però lei quindi lo voleva chiedere direttamente? No, io allora quando ero lì durante la cena ho avuto modo un secondo di parlare di lavoro con il Presidente e avevo detto ma questo contratto che comunque mi hanno fatto alle risorse artistiche secondo me non mi permetterà di andare anche in Rai, non è che perché è comunque di esclusiva, non è che tu magari puoi verificare così, ma è stata una cosa detta così, poi non, alla fine non, l'esclusiva è quella che è rimasta, è quella. Sì. Ecco, davanti a questa richiesta che cosa le dice il dottor Berlusconi? Sì, che lui si sarebbe informato appunto relativamente a questa clausola di esclusiva. Si sarebbe informato
per questa cosa. Ecco, si ricorda se nell'ambito di queste cene, appunto, a parte lei, questa situazione lavorativa, anche le altre ragazze chiedevano al dottor Berlusconi per quanto riguarda le loro posizioni lavorative oppure consigli lavorativi? Ma io so che lui è sempre disponibile ad ascoltare tutti quanti e qualsiasi problema uno abbia, lui se può è disponibile. In che senso disponibile? Me lo può a quanto pare in tutti i sensi, perché essendo ha dimostrato con i fatti di essere una persona generosa, quindi penso che se uno ha un problema che non può pagarsi l'affitto, non so. Scusi, cerco di tradurre. Lei dice era disponibile lavorativamente con queste ragazze, quindi proponeva dei lavori? No, questo non... E che cosa vuol dire però quindi disponibile? Era molto disponibile? No, io ho detto che se delle persone... Immagino che se una persona ha dei problemi tra gli ospiti può tranquillamente esprimere questi problemi, spiegarli al Presidente, perché è una persona disponibile all'ascolto innanzitutto e probabilmente anche all'aiuto. Ripeto, nel mio caso io l'unica cosa che gli ho chiesto era questa qui, se poteva verificare. Quindi e altre persone chiedevano altre cose, lui si rendeva disponibile. Penso di sì. Da quello che ne sa lei. Sì. Ecco, un'ultimissima domanda. Lei dice di aver parlato molto col dottor Rossella. Sì. Ecco, posso chiederle di che? Se sì, può. Certo. Il dottor Rossella era comunque il presidente di Medusa e quindi siccome ogni tanto la Medusa pescava dall'archivio di Mediaset o comunque dall'ufficio risorse i personaggi comunque da inserire nei film eccetera eccetera, io gli ho solo detto che comunque essendo sotto contratto Mediaset poteva anche pescare da me, nel senso anche volevo solo render noto che anch'io facevo parte dell'azienda Mediaset e quindi nel caso lui avesse voluto mi poteva chiamare. Ok. E poi abbiamo parlato di cinema o non so di che cosa, comunque niente di... Grazie, non ho altre domande. Gli altri difensori hanno domande? Io volevo... Sì, prego, pubblico ministero. Signorina, lei negli ultimi anni ha ricevuto emolumenti da parte dell'onorevole Berlusconi? No, non ho ricevuto nessun aiuto economico e devo essere sincera che anche il fatto di essere entrato in questo calderone così poco chiaro al momento per i media, perché comunque scrivono di tutto e di più di questo processo, sono stata veramente penalizzata per quanto riguarda il mio lavoro così. E ciò non di meno non è stata rimunerata? No. In nessun modo. Lei l'ha chiesto? Che cosa? Ha chiesto Magari, di essere... come dire, sono stata danneggiata da questa cosa, quindi... No, io non sono abituata né a ricevere soldi né a chiedere soldi e spero in qualche modo di poter proseguire in ambito professionale. Altri tipi di magari anche in passato, nella telefonata faceva riferimento al regalo per il bambino, eccetera. Sì, perché appunto altri quando... tipi, come dire, di elargizioni magari collegate a qualche... No, ecco, mi spiego bene. Quando appunto io sono diventata mamma, il presidente mi aveva detto al telefono: wow, che gioia, adesso ti farò un bel regalo. Però appunto io poi non l'ho più chiesto e forse lui se ne è dimenticato con tutte le cose che deve fare. Non è anche più arrivato quel regalo? No, va bene. Non è arrivato. Grazie mille. Purtroppo. Può andare, grazie. Grazie a voi.